L'LDFC vuole scacciare i fantasmi della zona playout e continuare a vincere in casa. L'Atlante Grosseto prova a fare uno scherzetto ai piemontesi per rimanere ai piani alti della classifica. Non è la notte delle streghe, ma il sabato della Serie A2 Elite. Buon pomeriggio amici del grande futsal da Enrico Longo. È tempo di LDFC Atlante Grosseto, il sesto turno del secondo campionato nazionale di calcio a 5. Arriva adesso il fischio, giù il gettone, divertiamoci col primo possesso dell'LDFC che attacca da sinistra a destra. A tempo arriva un break di Telesca che poi allarga per Tony Odas, a tu per tu con Lamberti. Prova ad attaccare con l'imbucata di Telesca, servito Schettino, anche in avanti, prova il 5 a far male. Palla recuperata dall'LD che può andare in transizione. Lo fa con Nicolò Sandri, non ci arriva Yagubian, si sblocca la partita con l'LD che alla prima occasione fa 1-0. Caramagna Piemonte, vediamo adesso la reazione dell'Atlante Grosseto, ma Sandri ha recuperato l'ennesima palla della sua partita. Adesso dell'LD, servito Telesca, 2 contro 2 che diventa 3 contro 2 con la cavalcata di Yamul. A difendere l'1-0 l'LD che adesso prova ad attaccare. Qui Yagubian ha rischiato tantissimo, riceve ancora il 5, finta di andare da una parte, poi si appoggia Mesa che prova la giocata su Cerbone che viene esteso. Fallo di Mesa e primo cartellino giallo del pomeriggio. Tornare indietro di qualche metro Anea, poi la pennella per Sandri che riesce a stopparla, si accentra e fa tremare la porta. Sandri, Dos Santos e Cerbone. Esce Yagubian, sfortunata qui l'Atlante Grosseto, ne approfitta subito e fa 2-0 Daniele Cerbone. Dos Santos, gran finta di Dos Santos che poi alza la testa. Lamberti con la manona, anticipato Sandri da Tony Odas, ritornato però il numero 6. Ancora grandissima giocata di Dos Santos che poi imbuca per Dragone. Franciu. Yamul, Franciu, 1-2, davanti a Lamberti, la palla è per Telesca. In scivolata Rosano a dire di no. Giocata ancora di Ulloa. Con la testa a girarla, Tony Odas controlla bene Schettino, ma è come un falco, gliela porta via Dos Santos. Taglio di Ugas che deve agganciarla con il destro. Cerbone, potrebbe anche allargarla, Cerbone va fino in fondo, allarga adesso per Novo. Perde per un attimo il tempo, prova a salvare tutto Mesa. L'LD però è già dall'altra parte con Nicolò Sandri, Yagubian, la porta è sguarnita. Arriva dal limite dell'area, Christian Xavier Dos Santos e scrive il tris per l'LDFC. Franciu scambia dall'altra parte per Tony Odas. Yamul controlla, Pisa. Palla recuperata da Sandri, quindi Dragone, servito ancora al vice capitano che va da Cerbone, come se fosse un giocatore di movimento. Telesca in banda per Jacopo Ugas che prova a concludere. Ugas prova a mettersi in proprio, va sul secondo palo a gara e ne concedeva appena 2.8. Nel frattempo palla recuperata adesso proprio dall'Atlante Grosseto che trova il gol con Fad Yamul. È tutto più che mai aperto e 3-1 tra LDFC e Atlante Grosseto. Cisoli nei pressi della porta dell'LD a trovare un gol che sicuramente ridà fiducia. Qui però l'LD prova ancora a rimettere 3 lunghezze. Soluzione veloce cercata dall'LD che non si chiude. Yamul prova ancora ad andare. Che gol di Yamul! Di potenza, di talento e di tecnica. L'Atlante Grosseto è lì a contatto grazie alla doppietta di Fad Yamul. Dell'Atlante Grosseto che rimane ancora in attacco. Lo fa con Jacopo Ugas. Carica al destro! Ha scardinato la porta di casa Jacopo Ugas. E 3-3 impatta così con un Eurogol l'Atlante Grosseto. Dragone sbaglia tutto, Tony Odas è a tu per tu con Lamberti. Arriva il 3-4 con la firma di Mesa. Yagubian con i piedi per Mariani che ha provato, poi per Sandri ha capito tutto Tony Odas. Schettino lascia sul posto Dragone, non però Cerbone che ha recuperato la sfera, poi è stato fermato nel cerchio del centrocampo
da Schettino che era già stato ammonito. Alza prima il giallo, poi il rosso, arriva l'espulsione. Questo momento Novo, quindi Sandri ancora per Novo, scambiano i due. 50 secondi ancora da giocare, Cerbone non riesce a passare, Novo da fuori, c'è una deviazione sotto porta di Sandri e poi arriva la marcatura di Dos Santos, la ripresa a 45 secondi dall'ultima sirena dell'DFC. Lo ha fatto con Cristian Javier Dos Santos. Che partita del numero 10 dell'Atlante Grosseto, Fada, addirittura con il tacco, poi c'è una serie di contatti non ravvisati, si continua a giocare. Sandri offre il suggerimento a Cerbone che riesce a portarla avanti. C'è stato anche un fischio e arriva l'espulsione. Seconda espulsione. Sono ancora 4 secondi col possesso che passa l'Atlante Grosseto. Jagubian va davanti, Sandri mette fuori, suona la sirena in questo momento, termina questa super sfida tra LDFC e Atlante Grosseto con il risultato finale di 4-4, un punto a testa in questo sesto turno del secondo campionato nazionale di calcio a 5. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti che ci avete seguito da Enrico Longo. E rimanete collegati e connessi per non perdervi nulla del grande futsal nazionale sul canale YouTube della divisione calcio a 5.